Ferma la appena sinistra. Basta, fermare. Per guida i campionati siamo con Gaia Sovilla. Gaia finalmente viene ai nostri microfoni e finalmente con un gol, sei classe 99, hai portato a casa un gol oggi. Sì, finalmente, perché comunque non è stata la prima occasione che ho avuto. In altre partite ho avuto diverse occasioni per segnare, però non le ho sfruttate e finalmente è arrivato il gol tanto atteso, sono molto contenta infatti. Quanto è stato importante chiudere la partita subito al primo tempo? Molto, perché anche all'andata avevamo fatto molta fatica a portarla a casa, infatti era finita 2-0 con un gol nel primo e un gol nel secondo tempo, però è stato importante fare presto il primo gol, perché secondo me quello ci ha fatto fare meno fatica dopo. Hai, come hai detto prima, trovato spazio in campionato fino adesso. Pensi che dopo con questo gol ne troverai ancora di più magari? Spero, sì, sperare non fa male, quindi speriamo. Ringraziamo Gaia. Grazie, ciao. Siamo ora con Maddalena Zetolin. Maddalena, un bellissimo gol oggi. Sì, diciamo che avevo già preso un palo prima e diciamo che se non lo facevo mi arrabbiavo, però alla fine è venuto, era anche carino, quindi bene, sono contenta. Domenica c'è in casa la Grifo Perugia. È una partita impegnativa, dobbiamo stare concentrate, sicuramente questa partita sì, è andata bene, però magari ci ha messo un po' di buon umore, visto il pareggio precedente, però sicuramente dobbiamo essere concentrate e cattive, nel senso buono del termine. E quindi come abbiamo visto oggi quanto è importante chiudere la partita già al primo tempo e magari pensarci anche per domenica prossima. Beh certo, chiudere la partita al primo tempo è fondamentale, poi la giochi meglio, sei più rilassato, devi saper gestirla sicuramente, quindi chiuderla con tre gol al primo tempo come oggi sicuramente sei più tranquillo. Domenica non sarà così facile, però ci tentiamo insomma. Tentiamo. Ringraziamo Maddalena. Ciao, grazie. Siamo con Roberta Cenedese. Roberta, quanto è stata dura oggi per voi? Per noi un po' tutte le partite ultimamente sono dure, quindi siamo un po' abituati a dover soffrire. Abbiamo provato a fare la nostra partita, ma hanno segnato abbastanza presto e quindi per loro è stato tutto più semplice, hanno tutto in discesa e poi sono una squadra molto forte e si vede che sono preparate per cercare di fare il salto di categoria, noi invece stiamo cercando di salvarci, quindi il divario si sente e si è visto tutto sul campo, insomma. Mancano 8 partite a fine campionato, quanto credete ancora nella salvezza? Beh, finché la matematica non ci fa fuori, noi ci crediamo. Domenica prossima andate a Padova. Sì, a Padova e questa è più una sfida a portata, ci dobbiamo giocare i 3 punti e speriamo di dare una mossa alla classifica perché così se no non ce la facciamo più. Ringraziamo Roberta. Grazie a voi, ciao.